Ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vediamo in che modo il bianco ha giocato in modo estremamente passivo contro un maestro, con l'unica differenza che anche il bianco è un maestro. 2303 punti col bianco contro 2268 il nero, entrambi giocatori della Spagna, e questa partita è stata giocata nel 1992. Tra l'altro il bianco si chiama Fontana Sotomayor Luis Javier. Va bene, andiamo. E3, C5, cavallo F3, D5. Adesso bisogna sviluppare questo alfiere. Dove lo metteresti? Dove ti verrebbe da metterlo? Il bianco lo gioca in E2. Ti ricordo che il bianco è un maestro, Cavallo C6, arrocco corto, modo assolutamente giocare assolutamente passivo, e qui il nero, tac, sta prendendo il controllo di tutte le case centrali. Tra l'altro alfiere B5, qui è una mossa che va contro ogni diciamo regola generale dell'apertura, che dice di cercare di non muovere sempre lo stesso pezzo in apertura. Alfiere D6, D3, per creare un po' di spazio magari per l'alfiere piuttosto che per il cavallo. Alfiere G4, inchiodando questo pezzo, e 4 onde evitare le spinte dell'avversario. Cavallo in E7, C4, interessante questo tipo di struttura. Probabilmente forse il bianco sperava in una spinta, ma D per E4, D per E4. Guarda che strana questa struttura pedonale. Arrocco corto del nero, alfiere G5 inchiodando il cavalluccio, cavallo D4. Questa è una mossa forte perché si va a attaccare due volte su F3 e il bianco poi sarà costretto a catturare di pedone. Se non provvede, l'unico modo ora possibile è giocare cavallo BD2, così dopo per esempio un cambio si può catturare col cavallo, ma il bianco ancora una volta gioca in maniera imprevedibile H3. H3 permette cavallo per F3 scacco, G per F3 e adesso alfiere H3 e si minaccia la torre, che si sposta in E1, H6. Ancora una volta il bianco ora fa un'imprecisione. Qui mi sembra ovvio che questo alfiere debba essere probabilmente ritirato in H4. Perché? È vero che poi magari il nostro avversario potrà giocare G5, questo alfiere andrà qui e sarà poco attivo, ma non possiamo permettere tramite un cambio, che è quello che poi viene giocato in partita, che la donna acquisisca questa diagonale, e altrimenti è proprio la fine totale. Quindi qui bisogna giocare alfiere H4, giocando appunto sul fatto che questo cavallo non si può spostare perché c'è dietro la donna, almeno si teneva un po' la posizione. Così abbiamo regalato la partita in mano al nostro avversario. Il bianco cerca in qualche modo di confermare l'avanzata della donna grazie a questo pedone, ma la donna può andare anche in H4 ed è quello che fa. Donna F3 cercando di entrare in difesa con la propria donna, e per F4 sviluppando, guarda che ritardo di sviluppo incredibile, donna G5 scacco, re H1, alfiere G4 minacciando la donna, donna G2, F3, il bianco ha sempre meno spazio, donna F1, attenzione adesso che c'è donna H4, praticamente qui è matto, bisogna mettere davanti la donna, si cattura, re G1 e adesso donna per G2, scacco matto. Ecco, non è stata assolutamente una buona idea. Rivediamo quali sono stati gli errori del bianco. Sono stati quelli di giocare in modo assolutamente passivo l'apertura, lasciando il centro al proprio avversario, che ha giocato molto bene il nero, ha giocato veramente molto bene. Qui c'è stata questa struttura pedonale piuttosto strana, con questi buchi al centro. Arrocco corto, alfiere G5, cavallo D4 è stata una buona mossa, e qui c'è stato l'errore probabilmente fatale del bianco che ha permesso questa.
Questo è stato il primo errore fatale. Il secondo errore fatale è questo, cioè dare il proprio alfiere camposcuro, poiché era l'unico che sarebbe stato in grado di difendere un po' l'arrocco, dato che tutti i pezzi del bianco sono disposti ad ovest, l'alfiere, il cavallo che si deve ancora sviluppare. E guarda questo cavallo, per esempio, per andare a difendere il re avrebbe dovuto fare un po' di manovre, 1, 2, 3. L'alfiere non ne parliamo neanche quante manovre avrebbe dovuto fare, 1, 2, 3, 4. La donna non riesce ad andare dal re, tant'è che dopo sacrifica il pedone in F4 per mettere la donna in F3. Questa torre purtroppo è un po' goffa, non riesce a muoversi perché ci sono tutti i pezzi sulla scacchiera e quindi niente, questo è stato il secondo errore madornale, vabbè adesso non c'è neanche più da parlare. Quindi mi raccomando, attenzione alle difese passive, soprattutto se giocate col bianco. Centro, centro e centro. Bene, spero che anche il video di oggi ti sia piaciuto, se sì lascia un commento, un like e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!